Saranno posate domani le prime 6 maxi travi sulla copertura del torrente San Francesco a Rapallo. In arrivo altre 6 delle 32 complessive. Per Pasqua sarà riaperto il lungomare. Attivato all'ospedale di Nostra Signora di Montallegro a Rapallo il reparto di Day Surgery e Week Surgery. Il nuovo polo offre flessibilità sia per i tempi di degenza che per le esigenze dei pazienti. Al via a Chiavari l'intervento per realizzare una rotatoria in via Prandina. Nei prossimi giorni prenderà il via la sperimentazione della nuova viabilità, previsto il rifacimento di tutti i marciapiedi. Reso noto il messaggio del Papa per la Quaresima 2019. L'invito è ad abbandonare l'egoismo per farsi prossimi ai fratelli in difficoltà. 3 le vie da seguire: digiuno, preghiera ed elemosina. Mancanza di aule, palestre e luoghi didattici è una delle difficoltà delle scuole di Chiavari. Per la città metropolitana di Genova occorre una riorganizzazione completa degli spazi in città. Ricucire la distanza fra scuola e lavoro è l'obiettivo di Generare Futuro, iniziativa di ACLI e Forum Famiglie. La giornata conclusiva si è svolta a Genova con l'incontro fra i giovani e le aziende. Conoscere l'ebraismo per riscoprire le radici delle confessioni cristiane per combattere l'antisemitismo. Il tema affrontato nella giornata di studio che si è svolta in diocesi in chiave ecumenica. Pallanuoto e Lavagna 90 chiude il girone d'andata con una bella vittoria, il 4° posto in classifica in piena zona playoff. Per il team di Martini il risultato ha superato le aspettative. Buonasera ai telespettatori di Tiguglio Oggi. Le giornate di bel tempo stanno aiutando a rimettere in sesto il territorio dopo i danni dalla mareggiata dello scorso ottobre. A Rapallo in particolare, oltre alla gestione dell'emergenza, c'è anche la concomitanza con i molti cantieri aperti in città, fra cui le 2 grandi opere di messa in sicurezza del torrente San Francesco e la posa delle tubature sul lungomare per la realizzazione del nuovo depuratore. Questa settimana sarà cruciale per imprimere un'accelerata che porti a riaprire il lungomare prima di Pasqua. Vediamo. Fase cruciale per i lavori per la messa in sicurezza del torrente San Francesco a Rapallo. Sono arrivate le prime 6 delle 32 travi da oltre 26 metri che dovranno essere posate. Questa operazione chiuderà la prima parte del primo lotto dei lavori. Le 6 travi sono arrivate con 3 trasporti speciali da Caserta. Altre 6 travi arriveranno con altri 3 trasporti entro mercoledì e mercoledì inizierà la posa in opera sulla copertura del torrente San Francesco, complessivamente di 12 travi che ci daranno un'idea di quello che sarà poi l'assetto finale di questa parte terminale del San Francesco. Sul lungomare di Rapallo al momento dunque ci sono le travi in attesa di essere sistemate nella loro collocazione finale, il cantiere di Iren per la posa delle tubazioni per il nuovo depuratore e in contemporanea il dragaggio necessario a spostare gli 11 yacht ancora insabbiati nel golfo. Fra il 5 e il 7 marzo è previsto lo spostamento del Suegno e quindi a catena le altre, ma per Pasqua tutto deve essere pronto per riaprire il lungomare al traffico e quindi le ditte lavorano anche il sabato e la domenica, complice una fase meteorologica stabile. Così prima di Pasqua sarà realizzata il rifacimento dell'asfaltatura del lungomare pedonale e la messa in opera e la riparazione della ringhiera e dell'imitazione del lungomare stesso. L'accelerazione che è stata impressa a tutti i cantieri fa ben sperare i commercianti. Sono stati mesi difficili, indubbiamente. Però adesso il tempo ci ha accompagnato, sono già 2 weekend che molti turisti sono venuti a trovarci, anche perché adesso Portofino è raggiungibile a piedi, ma a breve lo sarà anche in macchina. Siamo pronti ad ospitare i turisti e chi ci verrà a trovare per il periodo pasquale. Tantissimo è stato fatto, se vedete ci sono pochissime barche da recuperare, la maggior parte, 3/4 sono già state portate via e anche i cantieri in città stanno piano piano chiudendo perché sono finiti. I gruppi Libera Rapallo e Rapallo Civica rilevano la procedura definita anomala secondo la quale il comune di Rapallo si sarebbe fatto carico del costo del trasporto delle travi per la copertura del torrente San Francesco, pari a 131.760 euro. L'importo sarebbe stato anticipato dal comune per essere poi detratto dal valore globale dell'appalto. I 2 gruppi chiedono tuttavia al sindaco chiarimenti in merito, in particolare se la ditta aggiudicataria sia in grado di proseguire nella realizzazione delle opere in appalto.
Ed è entrato in attività oggi all'ospedale di Nostra Signora di Montallegro a Rapallo il reparto di Day Surgery e Week Surgery, ossia la chirurgia di media e bassa complessità. Nel giorno di attivazione il vice sindaco, nonché presidente del distretto sociosanitario 14 e il presidente del Consiglio Comunale hanno effettuato un sopralluogo. Ad accompagnarli nella visita il responsabile della struttura Francesco Razzetta e il suo predecessore Matteo Vita. Vediamo. Questo nuovo servizio a cui diamo molta importanza perché viene a essere inserito in una struttura che secondo noi è all'avanguardia e che aspettava da tempo questo momento. 5 camere a 2 posti, dotate ciascuna di bagno, per una struttura che rispecchia un modello interdisciplinare nazionale e internazionale che prevede l'alternanza di esperti e professionisti in varie tecniche chirurgiche, ossia la chirurgia di media e bassa complessità. Sono queste le caratteristiche del nuovo reparto di Day Surgery e Week Surgery attivato oggi all'ospedale Nostra Signora di Montallegro di Rapallo. Il nuovo polo offre ampia possibilità sia per quanto riguarda i tempi di degenza sia le esigenze dei pazienti ricoverati. Una struttura cosiddetta multidisciplinare in cui professionisti, esperti di varie tecniche si alternano su uno spazio che prevede 2 sale operatorie al giorno in ambito settimanale, con una dotazione di posti letto che attualmente è di 10 posti letto, per offrire alla popolazione uno spettro di prestazioni chirurgiche piuttosto ampio, che vanno dalle prestazioni di chirurgia generale, chirurgia di parete, biopsie o interventi di media-bassa complessità chirurgica generale, a interventi di chirurgia vascolare flebologica e a interventi di proctologia della più varia tipologia. Andiamo adesso a Genova perché oggi, al fine di valutare le caratteristiche e le proprietà del terreno su cui insiste l'area di cantiere del Ponte Morandi per misurare l'intensità delle vibrazioni connesse alle operazioni di demolizione, è stata eseguita una prova di caduta di un blocco di calcestruzzo del peso di circa 5 tonnellate che era stato mobilizzato a partire dall'impalcato della pila 8. Il blocco in caduta libera ha impattato sul suolo e la misurazione delle vibrazioni è stata eseguita utilizzando 5 vibrometri disposti a distanze scalate dalla verticale dell'impatto. Successivamente un altro blocco è stato fatto cadere su un letto stabilizzato composto da uno strato di materiale inerte sull'area di caduta. Il test è stato effettuato utilizzando un mezzo meccanico posizionato a terra che ha tirato il blocco di cemento. Il professor Claudio Geri del DAT, Dipartimento di Ingegneria, Ambiente e Territorio, ha dichiarato: non appena saranno disponibili le elaborazioni dei dati potrà essere affinato un modello predittivo per eventi più severi. E sempre restando in tema sul crollo del Ponte Morandi, andiamo su ANSA Liguria, perché il crollo del Ponte Morandi ha provocato anche il crollo delle assunzioni da parte delle aziende che hanno sede operativa nel comune di Genova, che da agosto a dicembre dell'anno scorso sono scesi di 10.066 unità, il 22,5% in meno rispetto allo stesso periodo del 2017, con una punta di meno 42,6% ad agosto. Sono i dati che emergono dal rapporto dell'Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro presentato oggi a Palazzo Ducale. La cronaca: una persona è stata investita questo pomeriggio da un treno alla stazione di Manarola, causando disagi al traffico ferroviario su tutto il Levante. Si tratta di una turista che ha riportato un grave trauma agli arti inferiori e alla faccia. La circolazione dei convogli è ripresa intorno alle 17:30 in direzione La Spezia, con ritardi fino a 60 minuti, mentre è rimasto chiuso il tratto verso Genova. Sul caso proseguono le indagini da parte della Polfer, presenti sul posto i sanitari del 118, i tecnici di RFI, i militi di Vernazza e il soccorso alpino. La donna è stata soccorsa e trasportata con l'elisoccorso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova.
Torniamo nel Tigullio. ATP Esercizio ha intensificato l'attività di controllo per combattere il fenomeno dell'evasione. I primi dati confermano che le azioni in corso stanno dando i risultati sperati. A fronte dei 9.500 verbali elevati nel corso di tutto il 2018, in poco meno di 2 mesi, quelli del 2019, il numero di sanzioni date è aumentata a 2.100. Questo perché, fa notare Andrea Geminiani, direttore amministrativo di ATP Esercizio, sono state rafforzate le azioni giornaliere su tutte le linee. Ogni giorno sono almeno 3 squadre composte da 3 o 4 controllori che fanno verifiche ad ogni ora. L'attività andrà avanti con la stessa costanza anche nei prossimi mesi. A marzo si organizzeranno inoltre i cosiddetti pattuglioni, composti da una decina di agenti verificatori di ATP, fatti in collaborazione con gli organi di Polizia Municipale, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza. Sul fronte della lotta all'evasione si punta in prospettiva sull'introduzione dei tornelli. La prima sperimentazione, che interessa 7 mezzi della linea del Levante tra Sestri, Levante e Rapallo via Chiavari, sta dando buoni frutti. I passeggeri intervistati hanno confermato di gradirne la presenza. I tornelli hanno un indubbio effetto deterrente e, stando ai primi riscontri, non creano problemi o perdite di tempo in fase di salita a bordo. E hanno preso il via questa mattina a Chiavari i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria di via Prandina. In questi giorni verrà demolita la fontana esistente e al suo posto verrà allestita una aiuola attorno alla quale le auto provenienti dall'Aurelia potranno imboccare direttamente Corso Genova. 126.000 euro il costo complessivo dell'intervento. È partita con la demolizione dei marciapiedi attorno alla fontana esistente la realizzazione della nuova rotatoria di via Prandina a Chiavari. Nei prossimi giorni verranno spostate e ripiantumate le 3 palme nane cresciute ai bordi della vasca e anche quest'ultima sarà eliminata per fare posto ad un rondò più piccolo di forma circolare con prato e piante verdi e un palo dell'illuminazione al centro, attorno al quale potranno circolare i veicoli per una viabilità complessiva che darà la possibilità alle auto provenienti dall'Aurelia di imboccare Corso Genova e da qui raggiungere in maniera più agevole il casello autostradale. Inizialmente ci sarà un periodo di sperimentazione per capire i flussi di traffico. E verrà realizzata una rotatoria provvisoria con New Jersey perché in base ai flussi di traffico la Polizia Municipale ci dirà poi se questa rotatoria dovrà essere spostata più o meno in base alla conformazione attuale, esattamente come è successo in via Trieste. La rotatoria in muratura verrà costruita poi dopo la chiusura delle scuole, dopo aver analizzato questi flussi di traffico. I lavori dell'importo di oltre 125.000 euro sono stati affidati alla DEAS di Sestri Levante. Oltre alla realizzazione della aiuola spartitraffico, il progetto prevede il rifacimento o addirittura la costruzione di nuovi marciapiedi, dove particolare attenzione sarà riservata alla sicurezza dei pedoni. Verrà realizzato un nuovo marciapiede tra Salita Bacezza e via Privata Paganini, quindi lato monte della via Aurelia, per la sicurezza dei pedoni. Inoltre verranno allargati i marciapiedi in via Prandina sia lato levante sia lato ponente, in quanto abbiamo l'accesso alle scuole solari e per maggiore sicurezza quindi delle famiglie e dei ragazzi. Previsti anche dei paletti in ghisa per evitare che le macchine parcheggino sopra i marciapiedi, nuove caditoie per regimare le acque bianche e nuove luci a LED in tutta la zona oggetto dell'intervento per la sicurezza. Gli operatori della cooperativa Pellicano Verde, realtà del gruppo Tassano, stanno ultimando in queste ore la pulizia della pista ciclabile e del sentiero del Lungo Entella sulla sponda chiavarese del fiume. Partiti dalla foce nella giornata di martedì scorso, questa mattina gli addetti hanno raggiunto il ponte di Caperana completando l'intero percorso, l'intero tracciato della ciclabile che attraversa il comune di Chiavari, passando anche sul retro delle caserme di Caperana. 4 le persone all'opera con tagliaerba, rastrelli e soffiatori, alcune che lavorano con una borsa, lavoro per il reinserimento lavorativo. Apriamo adesso la nostra pagina degli esteri, andiamo sul sito di Vatican News, tiene banco il tema del confine tra gli Stati Uniti e il Messico e a questo proposito si sta svolgendo una riunione di vescovi di confine sui migranti. I vescovi delle diocesi di confine degli Stati Uniti e del Messico, insieme ai rappresentanti di vari gruppi cattolici impegnati per la giustizia sociale, si riuniscono a El Paso in Texas da oggi a mercoledì per un incontro dedicato a recenti sviluppi del fenomeno
fenomeno dell'immigrazione nella regione. Almeno 14 i vescovi presenti, oltre ai rappresentanti della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti e di diverse organizzazioni di credenti che lavorano per la giustizia sociale. Domani la benedizione del deserto nel punto in cui sono morti i migranti. E in Quaresima i cristiani vivano il travaglio della conversione. È l'invito che Papa Francesco ha formulato nel suo messaggio per la Quaresima 2019, reso noto oggi. Nel testo il pontefice dice no alla logica del tutto subito e dell'avere sempre di più, che porta ad avidità, brama e disinteresse per gli altri. Sentiamo il servizio. Abbandoniamo l'egoismo e lo sguardo fisso su noi stessi e facciamoci prossimi dei fratelli e delle sorelle in difficoltà, condividendo con loro i nostri beni spirituali e materiali. È uno dei passaggi chiave del messaggio del Papa per la Quaresima. Nel testo Francesco spiega che quando non viviamo da figli di Dio mettiamo spesso in atto comportamenti distruttivi verso il prossimo e le altre creature, ma anche verso noi stessi, ritenendo, più o meno consapevolmente, di poterne fare uso a nostro piacimento. Se non siamo protesi verso la Pasqua e verso l'orizzonte della risurrezione, commenta, è chiaro che la logica del tutto e del subito, dell'avere sempre di più, finisce per imporsi. La causa di ogni male è il peccato, scrive il Papa, che porta l'uomo a ritenersi Dio del creato, a sentirsene padrone assoluto e a usarlo non per il fine voluto dal Creatore, ma per il proprio interesse, a scapito delle creature e degli altri. Se si abbandona la legge dell'amore, il peccato si manifesta come avidità, brama per il benessere e disinteresse per il bene degli altri, cosa che porta allo sfruttamento del creato, delle persone e dell'ambiente, secondo quella cupidigia insaziabile che ritiene ogni desiderio un diritto che prima o poi finirà per distruggere anche chi ne è dominato. Qual è dunque la forza risanatrice della Quaresima secondo il Pontefice? È un cammino, sottolinea nel messaggio, fatto di pentimento, conversione e perdono. Per Francesco i cristiani e tutti gli uomini devono entrare in una sorta di travaglio costituito da 3 strade: digiunare, cioè cambiare l'atteggiamento verso gli altri, dalla tentazione di divorare tutto per saziare la propria ingordigia alla capacità di soffrire per amore, che può colmare il vuoto del nostro cuore. Secondo, pregare, per saper rinunciare all'idolatria e all'autosufficienza del nostro io e dichiararci bisognosi del Signore e della sua misericordia. Infine, il terzo punto, fare l'emosina, per uscire dalla stoltezza di vivere e accumulare per noi stessi, nell'illusione di assicurarci un futuro che non ci appartiene. E il Papa nel prossimo mese di marzo sarà in Marocco. È stato presentato oggi dalla Sala Stampa Vaticana il programma ufficiale con gli orari dettagliati del viaggio apostolico di Papa Francesco in Marocco dal 30 al 31 marzo, che è stato circoscritto alla capitale Rabat su proposta delle autorità locali. In un primo momento era stata annunciata anche una tappa a Casablanca. Il 28° viaggio internazionale di Francesco, servitore di speranza, come recita il tema della visita, inizierà alle 10:45 di sabato 30 marzo dall'aeroporto di Fiumicino. Torniamo sul territorio, una riorganizzazione completa degli spazi scolastici a Chiavari. A chiederla il consigliere metropolitano Roberto Cella, anche alla luce delle problematiche emerse con il caso della succursale del linguistico. Se ne è parlato ieri sera in diretta TV su Telepace. Sentiamo. Mancano aule, palestre, spazi per le lezioni e spesso tra istituti non si riesce a collaborare. Sono alcuni dei problemi che vive la rete scolastica di Chiavari. A spiegarlo Daniela Loero, dirigente del Marconi del Pino, che in diretta TV porta un esempio concreto della sua scuola. Quello che manca è uno spazio, un'aula magna. Cioè io non ho un locale dove possa riunire 100 persone. Allora per una scuola che viaggia sui 1400 ragazzi non avere uno spazio da 100 persone è comunque una grossa pecca. A rispondere Roberto Cella, consigliere di Città Metropolitana per la programmazione scolastica, consapevole della necessità di rivedere la situazione chiavarese. Ci sono anche spazi inutilizzati oggi che alcune scuole non vogliono cedere per campanilismo tante volte. Perché gli spazi inutilizzati ci sono, però magari sono all'ultimo piano e quindi non è possibile spostare i ragazzi, non è possibile spostare i laboratori e quindi una riorganizzazione completa degli spazi di Chiavari potrebbe essere molto interessante, soprattutto per i ragazzi che magari potrebbero anche avere dei servizi migliori anche dal punto di vista dei trasporti, se riuscissimo a localizzare tutti in un unico sito e così via. La difficoltà a trovare spazi è emersa anche con il caso linguistico. Sono ancora in corso le trattative con la diocesi per la sede. Il linguistico si farà a Chiavari, le soluzioni sono sul tavolo,
stiamo cercando di concludere i contratti per dare finalmente una risposta sicura e precisa. Naufragata invece l'apertura delle scuole di Vallata. Le succursali previste a Rezzoaglio, Bargagli e Toriglia per il momento non apriranno perché non ci sono state sufficienti iscrizioni. Esiste un codice di iscrizione che rimarrà aperto anche per gli anni successivi, dove i ragazzi possono scegliere una scuola vicina a casa. E l'uscita dal mondo della scuola è spesso accompagnata dall'incertezza per i giovani che non hanno strumenti per orientarsi alla ricerca di un lavoro in un mondo in evoluzione rapidissima. Per questo il Forum delle Famiglie e ACLI hanno avviato un progetto nazionale con lo scopo di formare i giovani e aiutarli a inserirsi nel mondo del lavoro. La giornata conclusiva si è svolta a Genova. Si è svolta a Genova la giornata conclusiva di Generare il Futuro, iniziativa organizzata a livello nazionale dal Forum delle Associazioni Familiari e dalle ACLI di Roma, con l'obiettivo di organizzare laboratori formativi rivolti principalmente ai giovani. Si è notato che c'è un gap notevole tra l'uscita dagli studi cosiddetta al momento in cui si dovrebbe entrare nel lavoro, per cui mancano proprio gli strumenti di conoscenza, la presentazione di sé, la capacità di fare un curriculum o anche proprio il modo di impattare con il mondo del lavoro che possa avere un'efficacia per chi si propone al mondo del lavoro. Nel corso del convegno genovese sono stati discussi i dati noti relativi alla disoccupazione giovanile, che in Italia si assesta a oltre il 40%. La Liguria si scosta di poco. Per questo il progetto ha messo insieme scuola, università e mondo del lavoro. La cosa grave in questo paese è che non solo stiamo vivendo un periodo difficile dal punto di vista della natalità, ma sono sempre meno i giovani che riescono a fare famiglia. Dico riescono perché di fatto c'è un desiderio, ma c'è l'impossibilità di realizzarlo perché manca il lavoro e manca tante volte anche la casa, quindi non c'è la possibilità per i giovani di realizzare o a volte anche di sognare dei sogni non solo lavorativi ma anche familiari, e quindi succede che vanno all'estero. Questo è un grande problema e pensiamo che sia fondamentale andare a toccare questo tema, che è appunto il tema lavorativo, per poter poi dare una risposta anche agli altri desideri che i giovani hanno. Dopo la formazione è stata la volta dell'incontro con le aziende, che si è svolta a margine del convegno di Genova, con l'obiettivo, per usare un'espressione cara a Papa Francesco, di avviare un processo. Il percorso inizia con questo progetto, il desiderio è che questi giovani possano essere tornati a casa con quelli che io ho chiamato gli occhi della tigre, cioè con un desiderio di provare quantomeno a realizzare i loro sogni e non rassegnarsi, perché comunque le difficoltà ci sono state in tante epoche. Queste forse sono delle difficoltà ancora maggiori perché i giovani percepiscono il futuro non più come una promessa ma come una minaccia, ma il futuro è sempre lo stesso, basta provare a costruirlo. Minaccia o promessa sono categorie che gli diamo noi, sono letture che gli diamo noi. Di fatto il futuro è là fuori e bisogna andarselo a prendere, dico io, con gli occhi della tigre. La Prefettura di Genova cerca un immobile da adibire a sede della seconda sezione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Sarebbe l'ufficio di Torino, sezione distaccata di Genova. Sul sito internet istituzionale della Prefettura, nella sezione riguardante l'accoglienza dei cittadini stranieri, è stato pubblicato un avviso pubblico di ricerca in locazione di un immobile. Gli interessati possono presentare le offerte entro non oltre il 17 marzo all'indirizzo Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Genova, segreteria ufficio di gabinetto in largo Eros Lanfranco 1 a Genova. La cronaca e i vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti a Bottasi di Ne per l'incendio di una struttura adibita a ricovero di automezzi agricoli. Il capanno ha preso fuoco coinvolgendo diversi mezzi parcheggiati all'interno, distrutti 2 trattori piccoli e un'ape, parzialmente interessati dalle fiamme anche un camion e un terzo trattore. Sul posto i pompieri di Chiavari hanno lavorato con 2 autobotti, una locale e l'altra giunta in rinforzo da Genova. Le case vicine non hanno subito danni, sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause del rogo. Conoscere l'ebraismo per riscoprire le radici delle confessioni cristiane e per combattere l'antisemitismo. È in sintesi quanto emerso dalla giornata di studio che si è svolta di recente nella Chiesa Evangelica Battista di Chiavari. A parlarne in chiave ecumenica lo studioso Giampaolo Anderlini. L'abbiamo intervistato. Quanto è importante che le diverse confessioni si ritrovino per parlare, per studiare l'ebraismo? È fondamentale perché l'ebraismo costituisce la base su cui si fonda la fede cristiana. Senza un rapporto diretto con la tradizione ebraica risulta difficile anche comprendere quelle che sono
le caratteristiche fondamentali del cristianesimo e anche delle diverse confessioni cristiane. Molto spesso si fanno attività sul dialogo ebraico-cristiano fra cattolici e ebrei, fra protestanti e ebrei, ma assieme diverse confessioni cristiane a discutere di ebraismo è più difficile. Per questo l'importanza dell'incontro di oggi mi sembra di buon auspicio, perché dà la possibilità di aprire un fronte di dialogo che fa dell'ecumenismo una ricerca anche delle radici. Nella società di oggi ci sono tanti focolai di antisemitismo, la preoccupa questo e questi incontri possono essere un messaggio di speranza per poter provare a cambiare qualcosa? I focolai di antisemitismo sono particolarmente pericolosi in quanto negli ultimi 70 anni, soprattutto dopo la chiusura dei cancelli di Auschwitz, pensavamo che non fosse più possibile avere rigurgiti di antisemitismo. In realtà la storia, soprattutto degli ultimi decenni, ci fa comprendere come il tema dell'antisemitismo sia ancora centrale nella storia europea. Quale può essere un modo per arginare l'antisemitismo, a parte le azioni sociali da intraprendere? In primo luogo conoscere l'altro, conoscere l'ebraismo permette di entrare in profondità all'interno di quella che è la cultura ebraica, poi anche la fede e la religione ebraica, e sfatare i pregiudizi che da secoli, per non dire millenni, hanno un po' caratterizzato il rapporto con l'ebraismo. La manifestazione Santa Champions, giunta alla quarta edizione, si svolgerà domani alle 20:45 all'Auditorium delle Scuole Vittorio Rossi a Santa Margherita Ligure. Si terrà la premiazione degli atleti sammargheritesi che si sono particolarmente distinti nelle varie discipline. Quest'anno il tema di Santa Champions sarà La nostra storia, le nostre storie e un cantastorie, e vedrà la partecipazione del musicista Franco Picetti. Nell'ambito della serata saranno consegnati i fondi raccolti durante l'evento Solidarietà in Villa alle associazioni sportive sammargheritesi danneggiate dalla mareggiata. E nella nostra scheda altri appuntamenti per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per mercoledì 27 febbraio. È stata prorogata sino al 17 marzo la mostra Chiavari, dischi, donne e dati archeologici, una proposta di lettura dei dischi metallici provenienti dalla necropoli protostorica cittadina. L'esposizione è allestita al Museo Archeologico di via Costaguta dalle 9 alle 14. Come ogni mercoledì è aperto alle visite il Museo Diocesano. Le opere esposte saranno visitabili dalle 10 alle 12 al primo piano della Curia Vescovile in piazza Nostra Signora dell'Orto 7 a Chiavari. Continua il corso di formazione per volontari dell'AVO Monte di Portofino. Relatrici saranno la geriatra Rita Pizzorno e l'assistente sociale Cristina Ferrari, entrambe dell'ASL 4. L'inizio alle 16 nell'auditorium dell'ospedale di Rapallo. Nuova lezione all'Accademia Culturale di Rapallo. Nei locali di Villa Quairolo alle 16 Paola Tognetti affronterà il tema Effetti positivi dell'attività fisica, stili di vita. E infine, per i corsi di cultura di Chiavari, alle 16, in via delle Vecchie Mura, Nicola Orecchia e Anna Maria Fiumicelli terranno una lezione di diritto dal titolo Le prove nel giudizio, tra verità storica e verità processuale. Siamo così arrivati alla pagina dello sport con la pallanuoto in Serie A2 maschile. Nell'11ª giornata di campionato il Lavagna 90 ha battuto la Sportiva Sturla 10-6. Con questa vittoria la formazione tigullina conclude il girone di andata a 24 punti in piena zona playoff, con il quarto posto in classifica alle spalle delle capoliste Camogli e Ancona a quota 27 e Reale Mutua Torino a 26. Un risultato che va oltre le più rosee aspettative per la squadra di Andrea Martini, il cui obiettivo primario è la salvezza. Sentiamo i commenti registrati da Luca Castagnola. Una partita non facilissima, ecco. No, lo sapevamo. A parte che quest'anno per chi segue il campionato sa bene che non c'è una partita scontata. Sono tutte partite strane, giocate, l'equilibrio era preannunciato a inizio anno e infatti è così. Poi quando ti trovi contro una squadra come lo Sturla, che è allenata da un bravissimo allenatore, che li mette in acqua e gli dà un'identità tattica, delle idee di gioco alle quali devi rispondere, ovviamente la partita non è mai facile. C'è la bravura dei ragazzi e c'è anche la bravura dell'allenatore.
campionato avversario da contrastare. Noi abbiamo fatto un po' fatica ai primi 2 tempi, poi dopo abbiamo preso le misure a 2 o 3, diciamo, a 2 o 3 tattiche loro, e quando abbiamo preso queste misure allora è uscito fuori il Lavagna che conosco. Fine del girone di andata, 24 punti, cosa ti aspetti invece dal girone di ritorno? Allora, il girone di andata ovviamente non posso altro che essere soddisfatto. Eravamo partiti con l'obiettivo ovviamente della salvezza tranquilla, e la salvezza diciamo che possiamo dire di averla già quasi raggiunta, quasi matematicamente. Quindi a questo punto il girone di ritorno per me è un modo per cercare di crescere ancora, di migliorarci. Primo anno Lavagna, come ti sei trovato in questo girone di andata con i compagni e soprattutto nel gioco del campionato? Ma sicuramente con i compagni molto bene, perché sono stato accolto alla grande, mi trovo molto bene con ognuno di loro. E per il campionato sapevamo che il nostro obiettivo sarebbe stato la salvezza, e è un obiettivo che abbiamo pressoché raggiunto alla fine del girone d'andata, e quindi questo sicuramente è uno stimolo per migliorare, possiamo solo che migliorare nel girone di ritorno. E concludiamo con una notizia che andiamo a leggere sul sito di ANSA Liguria, un premio che coinvolge tutto il nostro territorio. Infatti la Baia del Silenzio di Sestri Levante è risultata la quinta spiaggia più bella in Italia secondo TripAdvisor Traveler's Choice. La Baia del Silenzio a Sestri Levante nella top 10 delle spiagge italiane, al quinto posto di questa classifica stilata ogni anno dai viaggiatori dell'app TripAdvisor. Al primo posto nel gradimento spicca la spiaggia dei Conigli a Lampedusa, che è anche seconda nella top 10 Europa e settima nella classifica mondiale. È tutto per questa edizione di Tigulli Oggi. L'informazione torna domani mattina alle 7:30 con la nostra rassegna stampa. L'informazione continua sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.